6-3 contro i rivali del PTB. Partita combattuta. Solo!
Tosorati. Siamo con scusa. No. Siamo con Victor Tosorati, diciamo una delle pedine fondamentali per questa vittoria del CDU Calcio? Beh, insomma, abbiamo fatto quello che potevamo, insomma è andata bene, quindi siamo contenti, dai. Diciamo pure che nonostante il risultato vi abbia premiato 6-3 il risultato finale, però è stata una partita che fino a un 10 minuti, 12 minuti dalla fine era sempre aperta. Infatti era molto equilibrata, se loro sono una buona squadra, comunque noi abbiamo sfruttato di più le occasioni, diciamo, ecco. 2 punti che vi portano esattamente a pari con loro, quindi prospettive future? Abbiamo grandi ambizioni, no, a parte gli scherzi. Sì, noi siamo contenti perché normalmente non arrivavamo così in alto in classifica, quindi siamo contenti anche perché voglio dire, oggi mancava Scialino Andrea, che è il nostro bomber, e quindi insomma l'abbiamo degnamente sostituito. Senti, analizzando un attimino velocemente tutta la gara, secondo te qual è stata la chiave vincente vostra per portare a casa i 2 punti? Ma sono stati 2 gol che abbiamo fatto nel secondo tempo che hanno sbloccato un 1-2 che li ha, diciamo, annichiliti. Ecco, lì abbiamo sfruttato quelle 2 occasioni lì e lì praticamente la partita si è chiusa. Poi abbiamo un po' rischiato alla fine, ma diciamo che direi che tutto sommato abbiamo meritato di vincere, non di tanto, non di 6-3, però tutto sommato abbiamo meritato. Senti, calcisticamente parlando ti ho fornito un assist per farti dire quanti gol hai segnato. Ma sai che non lo so, mi pare 2 o 3. 2 o 3 mi pare, non saprei dire, non li conto. Molto male, comunque 6-3 il risultato finale, complimenti, ti lascio andare adesso a festeggiare con Grazie, noi. grazie a voi. Mandy. Grazie. Siamo con Burelli Silvio, il portiere di questo Pitbull che esce battuto per 6-3 il risultato finale. Cosa è successo? Niente, abbiamo preso quell'1-2 in 3 minuti e giustamente nel calcetto quando subisci 2 gol poi c'è che rimontare e niente, loro poi hanno fatto il terzo. Senti, abbiamo visto appunto la partita è stata in bilico fino a un 10 minuti circa dalla fine, no? Poi c'è stato, la partita per voi ha preso una brutta piega, secondo te in che cosa avete mancato? Ma come sempre nel calcetto chi praticamente sfrutta bene gli episodi vince. Purtroppo noi abbiamo preso 2 pali anche alla fine, 2 occasioni sbagliate e loro sono stati fortunati che hanno avuto quel gol non gol che però ormai non interessa e poi ovviamente quando ti sbilanci hanno preso 2 contropiedi e hanno fatto 2 gol. Tutto lì. Guardando la classifica siete a 14 punti, loro vi hanno agganciati, siete in linea con le vostre ambizioni? Sì, assolutamente sì. Veniamo qui prima cosa per divertirci e quella è la cosa più importante, ci stiamo divertendo, se si vince meglio, se si perde si va a bere tutti insieme lo stesso alla fine. Perfetto, io ti ho dato solamente un assist per rimarcare quello che deve essere lo spirito nel calcio amatoriale, o a 5 o 11. Sì, penso anche a livello professionistico deve essere così, quindi noi la viviamo così. E spero che sia anche per gli altri, per gli avversari e per tutta la Lega collinare. Complimenti per le parate, ma soprattutto per questo tuo pensiero. Grazie, vi ringrazio a voi per l'opportunità di aver parlato. Bocca al lupo. Crepi.